Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Oggi lo dedicheremo a recuperare un argomento del quale abbiamo parlato soltanto accennato lo scorso giorno, cioè la sorte dell'unità rispetto al contribuente italiano. 95 milioni di euro, probabilmente li ripagherà il contribuente, pantalone italiano, ma prima di tutto, e poi altre questioncelle come la questione per esempio del taglio alla spesa pubblica. C'è un bell'articolo oggi su Italia Oggi di Domenico Cacopardo che mette il punto su una questione nella quale non ha parlato nessuno in sede di revisione di spesa pubblica, cioè la questione delle società partecipate pubbliche e degli appalti, vicenda sulla quale appalti, costruzioni, project financing, tutte le varie definizioni che ruotano intorno in realtà all'utilizzo dei soldi pubblici, si sofferma Giorgio Meletti, come abbiamo accennato stamani in rassegna stampa, raccontando del passante di Ancona, una vicenda naturalmente sconosciuta ai più, ma che è emblematica di come funzionano anche spesso le cosiddette opere in project financing, dove si dice tocca al privato. Per quanto concerne invece la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, mi raccomando, stappate quello buono perché l'Italia è uscita dalla recessione. Lo titola l'agenzia Stefani stamattina in apertura: l'Italia è fuori dalla recessione perché nel primo trimestre cresce dello 0,3%, che è la crescita più alta da 4 anni, un risultato sopra le attese, cioè crescere dello 0, è diventato un risultato straordinario. Italia fuori dalla recessione, recita l'agenzia Stefani. Nel primo trimestre del 2015 il PIL, prodotto interno lordo, è tornato a crescere con un aumento dello 0,3% rispetto all'ultimo trimestre del 2014. Su base annua non si sa. Lo rende noto l'Istat nelle stime preliminari, calcolando su base annua una variazione nulla, cioè siamo a zero. L'Italia è fuori dalla recessione essendo cresciuta in un anno dello 0. Questa è la notiziona del giorno. I risultati sono superiori alle attese, scrive l'agenzia ANSA. Non ridete perché è tutto vero. Il dato reso noto oggi dall'Istat è destagionalizzato e corretto per gli effetti di calendario. Il primo trimestre 2015 ha avuto una giornata lavorativa in meno del trimestre precedente, lo stesso numero di giornate lavorative rispetto al primo trimestre del 2014. Quindi il PIL è cresciuto dello 0,3% rispetto all'ultimo trimestre, è cresciuto dello 0,0% nell'ultimo anno, siamo fuori dalla recessione. In alto i calici. Per la cronaca invece, incendio sul traghetto al largo di Bari, in arrivo dall'Albania con 260 persone a bordo, fiamme domate, la nave in porto. Momenti di paura nella notte per un incendio divampato per cause non accertate nella sala macchine del traghetto Francesca della linea Adria Ferris, partito da Bari con 260 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio e diretto a Durazzo, dove sarebbe dovuto arrivare alle 8 del mattino. L'incendio è stato subito tenuto sotto controllo, poi spento da personale di bordo. Non ci sono feriti, le condizioni dei passeggeri sono buone. Approntate le scialuppe, ma non è stato dato l'ordine di abbandono della nave perché erano in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme. L'imbarcazione è stata raggiunta da 3 mezzi della Capitaneria di Porto di Bari, vedete della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. Allertati i rimorchiatori a Bari e Barletta, a notte fonda si è saputo che le fiamme erano state spente dalla squadra antincendio del personale di bordo e non c'era alcun pericolo per le persone sul traghetto. Invece c'è stata una tragedia delle ferrovie negli Stati Uniti, a Filadelfia, una tragedia alle porte di Filadelfia, dove un treno con 240 passeggeri a bordo è deragliato, provocando la morte di almeno 5 persone e il ferimento di decine di altre, di cui 6 in maniera critica. Bilancio destinato a salire. Secondo le prime informazioni, il convoglio che collega Washington e New York si stava avvicinando a una curva quando almeno 8-10 vagoni sono usciti dai binari. Sul posto sono rapidamente arrivate decine di soccorritori, ambulanze e vigili del fuoco. La polizia ha chiuso le strade dei dintorni, invitando i curiosi ad allontanarsi. Sono rapidamente arrivati gli agenti dell'FBI per esaminare le cause di quanto accaduto. Secondo quanto scrive la CNN citando fonti investigative, nulla sembra indicare al momento che si sia trattato di un atto di terrorismo. Nelle immagini del luogo del disastro diffuse attraverso i social media si possono vedere passeggeri feriti, sanguinanti e vagoni rovesciati su un fianco, con persone che vi si sono arrampicate sopra per aiutare i passeggeri ad uscire. Un ex parlamentare della Pennsylvania, Patrick Murphy,
che era sul treno, ha a sua volta diffuso foto via Twitter in cui si possono vedere vigili del fuoco all'interno dei vagoni e ha scritto: aiuto gli altri, pregate per i feriti. Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti, mentre in Pakistan un attentato a Karachi con l'uccisione di 43 sciiti rivendicato dai talebani, uccise oggi in un attentato contro un autobus 43 persone che appartengono alla minoranza sciita. L'autobus è stato attaccato da un comando di militanti. A bordo del mezzo c'erano dalle 50 alle 60 persone appartenenti alla piccola setta degli Ismaeliti. Erano diretti in una moschea. Gli assalitori, giunti in motocicletta, sono saliti a bordo dell'autobus e hanno aperto il fuoco contro i passeggeri. Hanno sparato alla testa, assicurandosi che nessuno rimanesse vivo. Tra le vittime 16 donne. Il mezzo di colore rosa appartiene alla comunità degli Ismaeliti ed era appunto diretto in una moschea. I talebani del principale gruppo armato pakistano del Tehrik e Taliban Pakistan hanno rivendicato l'attentato di stamani a Karachi. Gli Ismaeliti sono una piccola comunità di fede sciita che hanno come leader spirituale il principe Karim Aga Khan IV. La maggioranza di loro vive nelle vallate himalayane della provincia di Gilgit-Baltistan, verso il confine con la Cina, e in parte anche nella metropoli di Karachi dove c'è stato l'attentato. Sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia ANSA, l'Obama inglese si candida per il partito laburista e Chuka Umunna, 37 anni, origini nigeriane. Nessuno sottovaluti la nostra determinazione ad avere successo nel negoziato con l'Unione Europea nell'interesse dei lavoratori inglesi e di tutta l'Unione, dice a Bruxelles il cancelliere dello scacchiere George Osborne a margine dell'Ecofin, la riunione dei ministri finanziari. Diamo il via al negoziato puntando ad essere costruttivi e impegnati, ma anche risoluti e convinti. Intanto il deputato 37enne Chuka Umunna, soprannominato dalla stampa britannica l'Obama inglese, si è candidato per guidare il partito laburista dopo le dimissioni di Ed Miliband. Il padre di Umunna era nigeriano. Umunna occupa il ruolo di ministro per le attività produttive nel governo ombra laburista. Ha fatto il suo annuncio pubblicando un video sul suo profilo Facebook. Nel suo intervento ha promesso di riportare il partito laburista a governare in soli 5 anni entro il 2020 e non in 10 come qualcuno ha suggerito. Nord, sud, est e ovest possiamo farcela come partito, ha detto, facendo riferimento alla perdita di consensi sul territorio, in particolare in Scozia, dalla quale il Labour è stato in pratica spazzato via dopo il clamoroso successo dello Scottish National Party. Il candidato ha dato anche qualche breve indicazione sul suo programma, come la volontà di cambiare questo paese e costruire una società più giusta e più equa. Questa è la prima ragione per cui abbiamo aderito a questo partito. Non pare particolarmente innovativo, ma forse è ciò che i tempi necessitano e apprezzano. Mentre le news sbarcano su Facebook, dopo le indiscrezioni del Wall Street Journal, Facebook lancia Instant Articles sulla sua applicazione per l'iPhone, in accordo con 9 realtà editoriali, New York Times, National Geographic, BuzzFeed, NBC, The Atlantic, The Guardian, BBC News, Spiegel e Bild. Il social network pubblicherà i loro articoli direttamente sulla sua piattaforma. Gli utenti potranno accedervi senza lasciare la bacheca di Facebook. In cambio, per gli editori c'è visibilità e anche una fetta di ricavi pubblicitari. Instant Articles, scrive Facebook, permetterà di caricare le notizie 10 volte più velocemente rispetto allo standard degli articoli a cui si accede online da dispositivi mobili. Le testate che per ora hanno stretto l'accordo manterranno il pieno controllo dei contenuti pubblicati e dei modelli di business. Gli editori potranno sia vendere direttamente pubblicità e incorporarla nei loro articoli, mantenendo interamente i ricavi, sia potranno delegare a Facebook la vendita di inserzioni. In questo caso il social network manterrà una fetta degli introiti. Sono queste le notizie principali della prima pagina dell'agenzia ANSA Stefani, in omaggio al regime, perché il regime ci fa sapere che l'Italia è fuori dalla recessione, essendo cresciuta dello 0,0% in un anno e avendo perso 111.000 posti di lavoro negli ultimi 3 mesi. Evviva, stiamo crescendo. A proposito di crescite e decrescite, siccome a Radio Padania hanno spazzolato il ripetitore a Brescia 97, fa fatica a sentirci, anzi non ci sentono, il ripetitore non c'è più, viene lanciata da Radio Padania dunque una campagna di raccolta fondi ad hoc per recuperare il ripetitore di Brescia, frequenza FM 97, rubato.
Conto corrente postale per aderire alla campagna di raccolta fondi per il ripetitore bresciano, 37 67 12 94, il conto corrente postale intestato a Radio Padania, via Bellerio 41 Milano. Ripeto il numero di conto corrente postale, 37 67 12 94, intestato a Radio Padania, via Bellerio 41 Milano. Causale del versamento raccolta ripetitore. E a proposito di invece quattrini, testate e via dicendo, abbiamo accennato in settimana a questo servizio andato in onda su Report domenica sera sul quotidiano L'Unità, che non è più in edicola dall'agosto scorso, ci tornerà probabilmente con un nuovo editore, Guido Veneziani, che è specializzato nei settimanali di gossip, ma a quanto pare con parecchie difficoltà già adesso. Veneziani ha dovuto fronteggiare scioperi dei dipendenti, buchi vari in bilancio e via dicendo. E a proposito di soldi, 60 milioni di euro di contributi pubblici negli ultimi 14 anni di gestione da parte della precedente società editrice dell'Unità, la nuova iniziativa editoriale all'interno della quale c'era anche il noto businessman e politico, ex presidente della Sardegna, Renato Sorum. 60 milioni di contributi in 14 anni, 150 milioni facendo la sintesi in tutta la vita dell'Unità, compresa l'epoca ovviamente delle vecchie lire. Ciò nonostante, il quotidiano ha portato i libri in tribunale per la seconda volta nella storia. A farne le spese fornitori, finanziatori e anche giornalisti. 100 milioni del vecchio debito rischiano però di essere accollati a tutti noi, cioè ai cittadini. La società non c'è più, 32 milioni di debiti sulle spalle da ultimo e la patata bollente delle cause civili perse dall'Unità che finisce ai giornalisti, cosa del resto già succeduta anche in passato. Per esempio a coloro che lavoravano al quotidiano L'Indipendente durante la scomparsa della testata. Comunque l'Unità è finita da novembre, stanno ricevendo i giornalisti i pignoramenti sui redditi e Report ha ricostruito i problemi e i guai dello storico quotidiano fondato da Antonio Gramsci. Il servizio in questione, il servizio curato da Emanuele Bellano, contiene anche un paio di interviste interessanti. La prima al presidente del Partito Democratico Orfini e la seconda al senatore del Partito Democratico e tesoriere dei DS Ugo Sposetti, che è colui che ha inventato il meccanismo attraverso il quale non sono aggredibili i beni del partito e attraverso il quale ha messo in sicuro le numerose proprietà dell'allora PC, poi PDS, DS, oggi PD. E c'è anche una questione da dire che con una partecipazione minima alla società editoriale il partito diceva la sua su come doveva essere organizzato naturalmente il giornale, ma alla fine il risultato è stato messo in sicurezza, non risponde del buco creato nei conti che probabilmente in virtù di una vecchia legge governo Prodi verrà scaricato sui contribuenti. Vorrei proporvi la parte finale di questo servizio sul quotidiano L'Unità per Report a cura di Emanuele Bellano. Lo facciamo dopo la pubblicità? Sì, lo facciamo dopo la pubblicità perché manca un minuto. Intanto allora in un minuto faccio in tempo a segnalare, cosa che mi fa sempre piacere di fare, un'iniziativa di cultura contadina, la distribuzione di piantine di varietà antiche e non ibride per tutti coloro che vogliono ospitarle nel proprio orto. Si comincia a fare l'orto per chi ha questa abitudine e questo piacere. Per domenica 17 maggio prossimo a San Tomé, presso il Tempio sito nel comune di Almenno San Bartolomeo, l'appuntamento è per le 9:30 e fino alle ore 18. Sul sito di Cultura Contadina potete trovare ulteriori dettagli anche stradali all'indirizzo biodiversitabg come Bergamo, tutta una parola, biodiversitabg.altervista.org. Cultura Contadina distribuisce le piantine ma anche i semi di zucca in particolare è l'iniziativa di quest'anno. Comunque tante piantine di pomodori di ogni genere, peperoni e peperoncini, soprattutto sono piantine da ricordare di varietà antiche e non ibride. La conservazione dei semi e delle varietà locali e non solo. Un'iniziativa pregevole domenica 17 maggio prossimo a San Tomé, nel comune di Almenno San Bartolomeo, dalle 9:30 alle 18. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02
66 23 44 22. Sono le 11:00. Solo da Lidl gusti la freschezza di frutta e verdura e assapori il risparmio fino al 40%. Da domani, cetrioli italiani a soli 89 centesimi al chilo e mango a solo 1,29 € al pezzo. Solo freschezza e qualità. Solo da Lidl. Non cambiare stile di vita. Cambia supermercato. Lidl. Anch'io. Nei supermercati PAM e ipermercati Panorama fino al 2 giugno. Grande concorso Sbanca la Cassa. Se hai la carta gratuita per te, ogni 20 euro spesi regaliamo un gratta e vinci. Sbanca la Cassa PAM Panorama. 170.000 premi. Regolamento in punto vendita. Bertolli presenta Le gemelle Bertolli, così uguali E così diverse. Una storia che commuoverà i vostri piatti. Sofia è un tipo esplosivo. Io adoro robusto. A Laura piace volare alto. Io mi sento fragrante. Monica adora tuffarsi nell'avventura. Io sono gentile. 3 gemelle, 3 sapori, un grande olio. E tu? Di che Bertolli sei? Extravergine Bertolli, unico come i tuoi gusti. Salve, devo cambiare l'olio alla mia Volkswagen. Ecco una bottiglia di qualità eccellente, di colore giallo ambrato e viscoso al punto giusto. Sei 23 44 22. Bene, allora torniamo a questa questione dell'unità. Volevo proporvi, vi dicevo, una parte, la parte finale del servizio che è andato in onda domenica su Report di Emanuele Bellano, intitolato La causa persa, sulla storia dell'unità per quanto riguarda soprattutto il lascito al contribuente italiano, un'eredità non proprio piacevole, circa 100 milioni di euro di vecchio debito. La conversazione, il brano inizia con la conversazione con il presidente attuale del Partito Democratico, Orfini. Fino alla fine l'Unità ha avuto in prima pagina la scritta quotidiano fondato da Antonio Gramsci, in quanto organo di partito dalla sua nascita ad oggi ha ricevuto 150 milioni di fondi pubblici. Per questo i giornalisti che stanno ricevendo i pignoramenti hanno fatto appello al PD. Non ritiene che il partito debba intervenire in questa vicenda? Non credo che il Partito Democratico possa formalmente riconoscersi come colui che interviene ad accogliere debiti di altri, perché sennò potrebbe farlo. Cioè, tutti i creditori dell'Unità potrebbero rivolgersi nei confronti del Partito Democratico, cosa che mi sembrerebbe abbastanza assurda, anche perché il Partito Democratico non è che ha amministrato l'Unità, non era socio, cioè è una situazione differente. Ho capito, ma non era amministro. Poi non lo so, di questo dovete parlarne col tesoriere, quello nuovo, non quello vecchio in questo caso. Il nuovo tesoriere del PD è Francesco Bonifazzi, che ci scrive: il Partito Democratico non aveva influenza su NIE, poiché la sua partecipazione era soltanto dello 0,01%. È bene ricordare, scrive Bonifazzi, che le responsabilità erano del socio di maggioranza assoluta, Matteo Fago. Il PD, in un modo o nell'altro, ci ha sempre imposto le scelte che o ci ha impedito di fare scelte di un certo tipo. Qui a parlare è Matteo Fago, l'ex amministratore della società dell'editore, l'ex amministratore della Nuove Iniziative Editoriali, che era la società editrice dell'Unità. Una volta perché c'erano le primarie, poi c'erano le elezioni, poi c'era quello, poi c'era quell'altro, di fatto non si poteva fare niente. E questo lo faceva con lo 0,1% delle quote. Ma come? Il partito aveva lo 0,1% delle quote della Nuova Iniziativa Editoriale, il vecchio editore dell'Unità. Poteva il PD con lo 0,01% condizionare la gestione della società? La risposta è in questo documento riservato, stipulato tra i soci di NIE. Il PD, si legge, attraverso Event Italia ha diritto a nominare un consigliere d'amministrazione, a indicare il presidente, l'amministratore delegato e il direttore.
Non solo, scorrendo il documento si scopre che il voto del PD è necessario per approvare il bilancio e i piani industriali e ancora per assumere finanziamenti, acquistare partecipazioni, rami d'azienda o immobili. Non si riusciva a fare niente, non si riusciva a decidere. Nonostante lei avesse a quel punto più del 50%. C'era la maggioranza a quel punto, sì. 51%. Sì. Perché il Partito Democratico assume formalmente e pubblicamente una partecipazione dello 0,01% in NIE attraverso Event Italia e poi in realtà redige dei patti riservati, questi patti parasociali che gli danno dei poteri molto più ampi. Questo lo deve chiedere a chi ha fatto quei contratti, io non so che dirlo. Il Partito Democratico. Sì, il Partito Democratico, il presidente del Partito Democratico. Non lo ero allora, come sa, dovete chiederlo al tesoriere di allora. Il tesoriere allora era Antonio Misiani, che su quei patti ci ha messo la firma. A me viene da dire che il Partito Democratico fa questa scelta perché in questa maniera può amministrare l'unità, ma se poi le cose vanno male può dire noi non c'entriamo niente. Non c'è un problema di trasparenza, c'era il problema invece che noi abbiamo tentato di risolvere con il patto parasociale, di tutelare il legame politico tra il Partito Democratico e un giornale che è la voce storica della sinistra italiana. Perché se c'era questa volontà di trasparenza non avete pubblicato il patto parasociale per esempio sul sito del Partito Democratico? Se non ci fosse la clausola di riservatezza, che è una clausola contrattuale, non avremmo nessun problema a pubblicarlo. Dal 2001 ad oggi l'Unità ha ricevuto 60 milioni di fondi per l'editoria, un fiume di denaro pubblico che però non è bastato a tenere i conti in ordine. 2005 perde 1 milione e mezzo quasi nel 2006, 5 milioni nel 2007, 6 milioni nel 2008, 4 milioni nel 2009, 1 milione nel 2010, 4 milioni nel 2011, 4 milioni, quasi 5 milioni nel 2012. Fabrizio Meli, ex manager di Tiscali e amico dell'avvocato Macciotta. Anche lui è arrivato all'Unità portato da Renato Soru. Dal 2008 al 2010 è stato presidente, poi amministratore delegato. Almeno metà del debito dell'Unità è stata fatta sotto la sua gestione. L'azienda ha perso soldi, li ha persi prima che arrivassi, li ha persi anche con me. Io davvero non credevo che l'azienda venisse messa in liquidazione. I debiti della società nell'ultimo anno di gestione sono 32 milioni, 4,7 verso le banche, 2,7 verso lo Stato, 3,5 verso i dipendenti, oltre 6 milioni verso i fornitori. Li rivedranno i soldi? Sicuramente i normali creditori non prenderanno nulla. Non prenderanno nulla? Nulla. Negli stessi anni in cui il debito andava alle stelle, per il suo ruolo di amministratore delegato, Fabrizio Meli riceveva 180.000 euro all'anno. Le posso dire che il mio stipendio era il quinto in ordine di importanza dentro l'unità. Chi c'era su? Beh, tutta la dirigenza. Tipo? Direttori, vice direttori. Poi però mi risulta che aveva anche altri benefit. Lei aveva un'auto messa a disposizione dell'unità, un Audi. Sì, un Audi che io trovai però. Io avevo diritto per contratto, anche per delibera, avevo diritto a un'auto di servizio e ho continuato a usare quella. Oltre all'Audi, l'Unità gli ha messo a disposizione anche un appartamento in centro a Roma, in questo palazzetto storico a 2 passi da Piazza Navona. Dalle fatture risulta che l'affitto era di 2.900 euro al mese. Capisco che è una cifra tra quella casa e una casa normale a Roma. Lei vive a Roma? Sì. Diciamo, io ho la mia famiglia qui, quindi ho fatto una trattativa, era molto più alto prima il prezzo. Non mi sto giustificando, mi rendo conto che può sembrare tanto, ripeto, avrei potuto risparmiare 10.000 euro in un paio d'anni, ecco, questo avrei potuto fare. Oppure avrei potuto tornare a Cagliari, dove vivevo prima, dove ho casa mia, e vivere a Cagliari. C'era anche la schiera di collaboratori che prendeva 35 euro a pezzo e manco venivano pagati regolarmente. Ora, tornando al punto, la situazione fra giornalisti e avvocati è un po' intricata. Di solito però quando arrivano le condanne è l'editore che ti copre, ma se l'editore non c'è più sei tu che copri lui, per cui pignorate le case ai giornalisti. Potranno rivalersi se mai rimarrà qualcosina, questa è la legge e vale per tutti. Adesso il nuovo editore Veneziani ha detto: userò i contributi pubblici destinati al giornale per sanare la questione. Forse dovrebbe pensarci il partito, il PD, che è l'editore nascosto e che insolvente non è. Meglio dire IDS, visto che l'Unità
fino all'anno scorso il contributo lo prendeva proprio come organo dei DS. Ed è bene pensarci, perché se no i giornalisti che dovranno occuparsi del rilancio del giornale, ecco, magari invece di andare a cercare le notizie, preferiranno elaborare qualche comunicato stampa o seguire la rubrica farmacie aperte. Poi è noto che è da anni che i giornali sono in difficoltà e i soldi li cercano dove li trovano. Il 2012 è stato un anno pesante per l'Unità e il partito aveva deciso di fare entrare un nuovo socio, e qui facciamo la conoscenza con il famoso cane Gunther. Gunther, è giusto? Gunther è l'editore dell'Unità, e lei è il tutore di Gunther e lei è consigliere d'amministrazione dell'Unità. Senta, io non ho mai visto un cane che è editore di un giornale. Gunther è un cane molto ricco. È un cane molto ricco? Come abbiamo detto, erede. È praticamente l'erede di quel cane, perché purtroppo è morto, che aveva ereditato tanti soldi da una signora, una storia di anni fa. Storia di anni fa che quanti soldi ha ereditato? Che valida Gunther? ancora. Sono centinaia di milioni. Centinaia di milioni? Sì. Ha ereditato 137 milioni di marchi a quei tempi. Il padre è morto perché alla fine purtroppo... Anche i cani ogni tanto... Però è previsto che morto un cane ne faccia un altro. quindi praticamente adesso diciamo lui è l'erede. Chi ha salvato l'Unità? Chi ha salvato l'Unità? Perché ha salvato l'Unità? Perché ultima volta ha salvato l'Unità, è intervenuto. Who do you think you are kidding, Mr. Hitler? Re Gunther, così viene soprannominato in Italia. È molto selettivo nello scegliersi gli alberghi e pretende solo il meglio. Questa è la giornata tipo della vacanza di Gunther V. La storia di Re Gunther, cane più ricco del mondo, e della contessa tedesca che gli lascia un'eredità, ovviamente è una balla. Veri sono invece i 130 milioni che il suo padrone Maurizio Mian incassa vendendo la ditta farmaceutica di famiglia, l'Istituto Gentili di Pisa, all'americana Merck. Maurizio Mian poi sfrutta lo scudo fiscale e fa rientrare in Italia il tesoretto depositato in Liechtenstein. Crea una fondazione con sede alle Bahamas e vi pone come beneficiario il cane Gunther. Con i soldi di questa fondazione nel 2012 acquista le azioni dell'Unità e diventa il socio di maggioranza del giornale fondato da Antonio Gramsci. Noi ci mettemmo 3 milioni. Altri 4 milioni, che poi sono diventati 6 per la telefonata di Bersani a Miami, il Natale del 2012, che lei mi ha detto è Bersani, crollava la società, non c'era più soldi per gli stipendi, non c'era cosa. Bersani, siamo morissimo, bisognerebbe vedere, ma come si fa? Dobbiamo cercare una maniera per vedere se possiamo sistemare queste cose, dobbiamo vedere come si fa, vedere. Gli dico, senti, guarda, io sono a Miami, che ti devo dire, mandami qualcuno a Miami. E lui dice, ma sì, ti mando qualcuno a Miami, ti mando qualcuno lì a me. Poi dopo ci siamo messi d'accordo, senti, un detto venga a Miami, tanto questi soldi ci vedono, mi hanno detto, grazie. Il ricco ereditiero Maurizio Mian ama il mondo dello spettacolo, acquista il Pisa Calcio e sceglie come madrina la pornostar Cicciolina. Nel 2000 compra per 7 milioni e mezzo di dollari la villa di Madonna a Miami. Mette 7 milioni anche nell'Unità, senza battere ciglio. Lo incontriamo nuovamente in un bar e ci spiega perché. Perché l'Unità? A me interessava avere appoggio, che un partito bene o male può conoscere, a me interessava entrare nel mondo della comunicazione e far parte della manipolazione, del Gotha. Cioè volevo costruire un gruppo di 5 persone che fossero un modello, un modello sperimentale di felicità. Manipolare la comunicazione per Mian significa promuovere un modello rivoluzionario di famiglia. Non più moglie e marito, ma un gruppo di 5, 3 ragazze, 2 ragazzi e l'immancabile pastore tedesco, dove la sessualità ha un ruolo centrale ed è praticata in una versione innovativa, programmata e promiscua, e non esclude nemmeno il cane Gunther, un modello che Mian vuole diffondere attraverso la TV. Io di questa cosa volevo fare una spettacolo che mi consentisse di far passare delle cose che in televisione comunque non passavano. Five guys with a dog and a scientist. L'idea di Mian è diffondere attraverso reality e serie TV il suo nuovo modello di felicità, cosa impossibile secondo lui senza l'aiuto dei grandi poteri. Per questo cerca l'appoggio del PD finanziando l'Unità. GF5.
Cioè il discorso era: noi questi soldi ve li diamo, cioè aumentiamo la nostra partecipazione all'interno delle linee dell'Unità, però chiediamo l'appoggio a quello che era il progetto che interessava a voi, progetto mediatico, giusto? Giusto. C'era un documento scritto, proprio una cosa nostra che abbiamo tramite mail portato a Orfini. L'amministratore delegato dell'Unità, Fabrizio Meli, passa 2 giorni a casa di Mian per scrivere un documento con richieste esplicite al PD, indicando i programmi RAI a cui dovrebbero partecipare i suoi personaggi e i giornali in cui devono comparire articoli sul suo progetto. L'impegno chiesto al PD è di condizionare programmi TV e giornalisti. Lei lo riconosce questo documento? Insomma, non l'ha mai visto? È un documento che conosce? Sì, no, questo lo conosco. Che cos'è? Ma questo è, secondo me, è un'attività di quello che, diciamo, Mian avrebbe voluto chiedere al partito. Al Partito Democratico? Avrebbe voluto, sì, o ha chiesto al Partito Democratico, sì. Lei ha fatto come dire, un po' di mediazione tra il PD e Gunther su questo tema qua, su questa richiesta di Gunther. Diciamo, mediazione è proprio un termine brutto. Diciamo, ho incontrato moltissime volte il dottor Mian, ho favorito l'incontro del dottor Mian e vertici del partito. Nelle persone di? Vabbè, l'ha detto lei. Insomma, Orfini? Sì, vero? Anche Orfini. Ci incontrammo in un bar di Firenze nel quale lui mi disse: per me l'Unità non è il progetto principale della mia vita, io voglio fare... Questo che parla è ancora Orfini, presidente del PD. Insomma, abbiamo questo tizio che in cambio di tot milioni dice: voglio propagandare questo nuovo modello di felicità, fatto di convivenza tra 3 giovanotti, 2 ragazze e il cane che fanno sesso fra di loro. Lo facciamo attraverso dei reality, eccetera, eccetera. I suoi personaggi sono comunque, diciamo, secondari, secondo me, rispetto alla questione del quattrino. Era il socio forte del quotidiano L'Unità, attraverso il famoso cane Günther. E di questo progetto per propagandare questo nuovo modello di felicità, cioè io ti do i milioni, tu li prendi, e li hanno presi il PD, l'Unità, e in cambio mi propagandi un po' sta roba qua. Ne ha parlato anche con Orfini, l'attuale presidente del PD. È un'altra cosa, e mi parlò di un suo progetto di comunicazione piuttosto particolare, onestamente. Attraverso la mediazione di Orfini, il progetto di felicità alternativa elaborato da Mian arriva fino all'allora segretario del Partito Democratico. A me e Orfini siamo andati a Nazareno, all'ufficio di Bersani. L'ho incontrato simpaticissimamente, è stato un simpatico, chiacchierata simpatica, e Bersani ha preso atto del fatto che noi avevamo, diciamo, bisogno di avere appoggio e aiuti nel mondo mediatico. Mi ricordo ancora la cosa che fece quando gli si disse il mondo della comunicazione. Orfini gli disse: sai, un mondo dove c'è... e Bersani fece così. L'unica cosa concreta che ho fatto per Mian è quello che si poteva fare, cioè mandarlo da una società di produzione privata che lo aiutasse a dare forma al suo progetto di comunicazione. L'accordo con Mian rimane a livello verbale. Intanto il PD ha continuato a chiedere soldi e la fondazione del cane Gunther a Bersani. Un prestito di 4 milioni concesso da Mian all'Unità nel 2012 è stato garantito direttamente dal Partito Democratico, con questa fideiussione firmata dal tesoriere Misiani. Il rapporto col PD prosegue anche con il nuovo segretario. Quando a novembre scorso Matteo Renzi crea EIU, la fondazione che gestisce i media del Partito Democratico, nell'atto costitutivo troviamo ancora il nome di Maurizio Mian. Io ci avevo messo questi soldi, Per avere questo, diciamo, in casa. Questo era l'accordo, diciamo. Era l'accordo. Ma noi ci hanno preso proprio come i polli, capito? GRH, chiamiamola. Noi ci hanno preso come i polli, proprio i polli da spennare, capito? E insomma, nell'ibrido si infilano poi tutte le assurdità. Allora, dal 2012 ad oggi Maurizio Mian ha messo dentro le casse dell'Unità 9 milioni di euro, mentre Matteo Fago ne ha messi 6 milioni. Di fatto però la gestione è in mano al PD, che fino al 94 invece aveva fatto scelte diverse.
Domanda, ma uno che cane Günther o non cane Günther, modelli alternativi di felicità da propagandare mediaticamente, come va a dire a Bersani, segretario del partito, o meno? Uno che ci mette 9 milioni e un altro che ce ne mette 6, ce li mettono così? Cane o non cane, modello di felicità alternativo o meno? Senza ritorno, sciaguratamente, ci hanno preso per i polli da spennare, dice il cane Günther attraverso Maurizio Mian. Soltanto polli da spennare? 9 milioni buttati così? Il partito aveva deciso di essere proprietario diretto, non si chiamava PD, si chiamava PDS allora, proprietario diretto dell'Unità attraverso Unità SpA. Il 94, anno terribile, perché Unità SpA viene messa in liquidazione, fallisce e lascia 125 milioni di debiti. Chi li ha pagati? Sono stati pagati tra qualche minuto. Allora, stiamo parlando dell'Unità, ritorniamo un po' indietro per capire meglio poi i fatti di oggi. Siamo nel 1994, l'Unità SpA va in liquidazione fino al 2001, se ne vanno e vengono nuovi soci, però c'è un tot di debiti lasciati appunto dall'Unità. 82 milioni e 5 con BNL, 32 milioni e 6 con Banca IMI, che è oggi Intesa San Paolo, 10 milioni e 100 con Efibanca, che è Banco Popolare. Il totale sono 125 milioni e rotti. Chi li dovrebbe pagare? La proprietà, vale a dire il PDS, si chiamava così allora, magari vendendo un po' dei suoi numerosi immobili. E qui entra in scena l'insuperabile arguzia del tesoriere Sposetti, che mi fa anche un po' timore. Può guardare. Bene, arriviamo nel 2000, il PDS ha cambiato nome, si chiama DS, vanno in banca e dicono ci accogliamo tutti i debiti, li ristrutturiamo e paghiamo a rate. Arriviamo al 2007 e i DS blindano gli immobili dentro ad una fondazione. Nel 2008 i DS diventano PD e smettono di pagare le rate. E oggi scopriamo che restano da pagare 110 milioni di euro e li dovremo pagare noi. Ma perché? Il debitore è morto. E qui parla l'insuperabile, come l'ho giustamente definito Milena Gabanelli, Ugo Sposetti, tesoriere dei DS, oggi ancora senatore del Partito Democratico. Se il debitore muore, che succede? Il debitore è morto. Scusate, voi ragionate, voi andate alla ricerca non si sa di che cosa, ci sono le norme, ci sono i rogidi, ci sono le autorità preposte. In questo caso il magistrato civile ha detto guarda, signor Stato, che devi pagare tu. Chiaro? Banca Intesa, BNL e le altre banche coinvolte ricorrono in tribunale. La decisione arriva ad aprile scorso. Il Tribunale di Roma emette 3 decreti ingiuntivi. Il vecchio debito dell'Unità lo deve pagare la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il totale dei decreti ingiuntivi. Qui al telefono parlano dal Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio, dove è andato a finire, cioè a pantalone, a noi, il debito lasciato sulle nostre spalle perché il debitore è morto, cioè il partito non c'è più, si chiama PD adesso, e i suoi beni sono stati blindati da una fondazione, come capiremo meglio tra poco. Il partito non c'è più, il debitore è morto, paga pantalone attraverso la Presidenza del Consiglio, cioè noi. Sì. Fanno poco meno di 95 milioni contro tutti e 3 i decreti ingiuntivi. Noi abbiamo proposto opposizione, noi diciamo attenzione, voi dovete verificare se ci siano beni aggredibili, insomma. Mi sono alzato, mi sono vestito e sono uscito solo per la strada. I beni aggredibili degli ex DS sono gli edifici dell'immenso patrimonio immobiliare. Nel ricorso contro il decreto ingiuntivo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede di accertare quali siano gli immobili riconducibili ai democratici di sinistra, da cui le banche potrebbero recuperare il loro credito. Finché ho sentito cantare in un bar
Questo qui è sempre stato un immobile del Partito Comunista, dei democratici di sinistra. Costruito da dei lavoratori dopo l'orario di lavoro. La sezione del PD e questo è il primo piano. No, solo quella lì. Qui a Bologna, in questi edifici, oggi ci sono circoli del PD e attività commerciali come questa. Di chi è l'immobile? Immobiliare Una società immobiliare? Sì. E voi pagate l'affitto a questa società? Sì. A poca distanza troviamo un altro circolo del PD e la sede dell'Unità. Volevo capire di chi è la proprietà di questo immobile, se è del Partito Democratico. No, è un immobiliare che si chiama Immobiliare Castello. Immobiliare Castello. L'immobiliare Porta Castello ha un patrimonio di 28 milioni di euro. In pratica tutti gli immobili di Bologna passati dal PC al PDS. Dal 2007 le sue azioni appartengono alla Fondazione 2000. Fino al 2007 la proprietà dell'immobiliare Porta Castello, per esempio, di chi era? Era connessa al partito. Questo passaggio, cioè, come mai secondo lei è avvenuto? Semplicemente per salvaguardare il patrimonio. Fino al 2007 gli immobili sono direttamente del PDS. Dal 2007 passano a una fondazione creata dai democratici di sinistra per fare da schermo e diventano inattaccabili dai creditori. Quello che succede a Bologna succede nel resto d'Italia. Un patrimonio immobiliare valutato 500 milioni di euro da un giorno all'altro non è più connesso al partito. Quindi le banche bussano alla porta dei DS e nessuno risponde, perché in realtà tutti i beni dei DS sono stati messi da un'altra parte e siccome nessuno risponde alla porta dei DS per pagare quel debito, le banche vanno a Palazzo Chigi. Cos'è, lei è riuscito a far sparire questi immobili che di fatto erano del partito? Ma no. E qua siamo di nuovo a Ugo Sposetti, ex tesoriere DS, oggi senatore del PD. Niente, perché ho rispettato il codice civile, mi segue? Punto, a capo. E così 95 milioni di debito fatti dall'Unità rischiano oggi di essere pagati dai contribuenti italiani. Documenti dei DS mostrano che questo non è affatto casuale. Queste sono una parte della documentazione interna dei democratici di sinistra. Questo documento è strettamente riservato, 24 gennaio 2002. Nel documento si legge: il partito deve effettuare un intervento politico sul debito dell'Unità al fine di trasferire questo debito allo Stato. E mi viene da pensare che questo è stato una strategia, è stata una mossa calcolata e strategica a quello che poi è successo dopo. Quindi che vuole dire? Che sono stato bravo? È stato bravo se ho cominciato a lavorare dal punto di vista del partito, dal punto di vista dei... No, dal punto di vista, se mi avessero dato un incarico, una società, mi avrebbero dato tanti soldi per fare questo lavoro. È chiaro questo? Sì, ma il problema è però che questo debito attualmente è stato trasferito sullo Stato e quindi è stato trasferito sui contribuenti. Ma per le norme lei non gli vuole... A lei no? Questi aspetti giuridici e contabili non gli c'entrano. Che gli posso fare? Se lei dà una garanzia a me per una mia esposizione bancaria che mi garantisce fino al 2020, se io poi non posso più onorare, la garanzia l'ha data lei, giusto? Le banche vengono a cercare lei. È chiaro questo? Beh, certo. Non le faccia queste cose, non dia garanzia perché vengono a cercare lei. Cioè se Sposetti gli chiede le garanzie non gliele conceda perché vengono a cercare lei dopo. Non gliela devo concedere a Sposetti la Sposetti no, assolutamente. Vengono a cercare lei. E infatti vengono a cercare noi. Il trucco è in una norma fatta dal governo Prodi nel 98, che oggi non esiste più, è stata abolita, che all'articolo 4 sostanzialmente l'articolo 4 sancisce che se un partito non è in grado di pagare i debiti dell'editore e non ci sono beni aggredibili, le banche creditrici possono battere cassa alla Presidenza del Consiglio, cosa che hanno fatto. E il Tribunale infatti ha sentenziato che ci sono 120 giorni di tempo per pagare. Naturalmente la Presidenza del Consiglio ha fatto opposizione, ma intanto bisogna scucire 95 milioni di euro. Ecco, l'ex tesoriere Sposetti, che oggi è senatore della Repubblica per il PD e che da DS era stato così insuperabilmente bravo da costruire l'inaggredibilità
degli immobili del partito, quell'inagredibilità la smonti, vendetene un po' e pagatevi i vostri debiti invece di scaricarli addosso a noi. Sicuramente contribuirebbe, avrebbe anche un'altra ricaduta, contribuirebbe al rilancio e a un moto d'orgoglio di quel giornale che sicuramente ha tanto amato. Hashtag da suggerire al Premier, naturalmente, paga Pantalone. Quanto all'immobiliare Porta Castello, il suo ruolo era emerso anche nella vicenda del bingo. Dal bingo fino a Unipol, le scatole cinesi dei DS, attraverso le quote delle federazioni di tutta Italia, il partito deteneva società immobiliari proprietarie di sale per il gioco d'azzardo, il famoso business del bingo. Vincenzo Scotti, D'Alema e il partito attraverso l'immobiliare Porta Castello. Vincenzo Scotti, democristiano. Poi il PD, DS all'epoca, attraverso quell'immobiliare citata nel servizio di cui sopra. Davanti a voi uno dei luoghi Sulla questione del bingo si erano soffermati in particolare Marco Menduni e Ferruccio Sansa, i due giornalisti allora del secolo XIX. Marco Menduni lo è ancora, Ferruccio Sansa al Fatto Quotidiano. Oggi in ogni caso nel 2007 era venuta fuori la storia dei 98 miliardi, ma anche questa storia parallela, il vecchio PDS nella gestione delle sale bingo, dietro un giro di scatole cinesi societarie e le federazioni locali. La federazione di Bologna, attraverso l'immobiliare Porta Castello citata sopra, controllava appunto gli immobili.
sono proprietarie di alcune tra le più importanti sale per il tombolone, per il bingo. Chissà se i compagni di Genova, Savona e La Spezia lo immaginavano, scrivevano nel giovedì 7 giugno del 2007 sul Secolo XIX Menduni e Sansa. Le federazioni del partito sono proprietarie di sale per il bingo, hanno messo su un tesoretto. Le visure camerali sembravano dimostrare che ci fu una vera e propria colletta fra le federazioni dell'allora PDS, subito dopo il 2000, per scommettere sul bingo, il tombolone del terzo millennio, che però si dimostrò tutt'altro che un successo. La Guardia di Finanza, che all'epoca, nel 2007, si stava occupando dell'affare slot machine e dei monopoli, da cui sarebbe derivata la famosa storia della penale da 98 miliardi per le società concessionarie di slot machine, aveva scoperto anche un altro fenomeno, il coinvolgimento economico dei partiti nei giochi e nel bingo. Del centrodestra di Alleanza Nazionale, il Secolo XIX aveva pure parlato, nelle puntate dell'inchiesta che Menduni e Sansa avevano dedicato a questa questione e alla maxi penale da 98 miliardi di euro. Il legale rappresentante di una delle società di slot machine, la Atlantis all'epoca, oggi è B+ in Italia, Amedeo La Boccetta, rappresentante di Alleanza Nazionale a Napoli, amico di Gianfranco Fini, era anche presidente del consiglio di amministrazione di Poste Assicura, società del gruppo Poste Italiane di proprietà del Ministero dell'Economia. Di AN dunque si sapeva, ma più andava avanti e più il lavoro della Guardia di Finanza aveva rivelato legami tra il mondo dei giochi e quello dei partiti, ad esempio proprio i DS, all'epoca dei fatti PDS, l'ex PC, le loro federazioni in tutta Italia, soprattutto quelle dell'Emilia-Romagna, Emilia di Bersani, segretario poi. Un complesso gioco di scatole cinesi che dalle federazioni era arrivato fino alle società che gestivano il bingo, le sale bingo. Nulla di illegale per quel che era emerso, ma la polemica riesplode a un certo punto con la finanziaria, che dà la possibilità di installare nelle sale bingo anche le slot machine, per avere ulteriori entrate da parte dello Stato, ma anche evidentemente da chi gestisce il gioco. In quel caso la possibilità di ospitare slot machine era data a chi aveva già sale bingo, come appunto il partito, il PDS, poi DS. Due erano le società che rappresentavano i rami dell'attività economica del PDS, poi diventato DS, la Beta Immobiliare, che si occupa di interessi immobiliari, e la Alfa Finanziaria. La Alfa ha sede a Roma, in via Palermo 37, è in stato di scioglimento nel 2007, in liquidazione dal 2003, ma risulta dalle visure all'epoca, durante le indagini della Guardia di Finanza, ancora esistente. I soci della Alfa sono 72, tutti o quasi impegnati per pochi spiccioli. C'è il signor EG che versa 2 euro, oppure il signor VP che investe 3 euro. Ma la grande maggioranza dei proprietari sono le federazioni del partito. Sulla visura della Camera di Commercio risultano come voci democratici di sinistra e le federazioni di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cesena, Crema, Fermo, Ferrara, Forlì, Genova, La Spezia, Livorno, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Elba, Pisa, Prato, Reggio Emilia, Savona, Varese, Venezia. E poi alcune federazioni regionali come quella del Molise. Le sezioni più piccole partecipano con somme simboliche, circa 100 euro. Savona ci mette 730 euro, La Spezia 945, Genova 2008. Leggere sulla visura l'oggetto sociale, cioè l'ambito di attività di questa Alfa Finanziaria, non aiuta a capire granché. Si parla tra l'altro di attività di assunzione e gestione di partecipazioni e interessenze in società e imprese italiane o estere, del tutto indeterminato. Più utile esaminare altri capitoli del documento dell'oggetto sociale. Alla voce subentri compare la Beta Immobiliare per scissione. Tra le proprietà viene citata una consistente partecipazione nella Ludotech per una quota di 750.000 euro. Cos'è in realtà la Ludotech? Affidandosi ancora una volta ai documenti di Camera di Commercio, si scopre che la società costituita nel 2000 e anch'essa in stato di liquidazione, scioglimento e fallimento,
ha come oggetto sociale qualcosa di ben più comprensibile che non la voce che abbiamo citato prima, cioè organizzazione, acquisizione e gestione di locali per il tempo libero, i giochi, concorsi a premi, lotterie e pronostici, il noleggio e la consegna in uso a terzi di apparecchiature elettroniche di intrattenimento tra gli oggetti sociali della ludoteca e addirittura l'organizzazione di corsi di addestramento, formazione, aggiornamento, seminari, meeting e simili per le attività di cui ai punti precedenti. Gestione di scommesse a libro e totalizzatore di qualsiasi genere, lotterie, concorsi, pronostici a premio o a totalizzatore, scrive l'oggetto sociale della società Ludotech. Il documento poi parla di trasferimenti di quote tra la beta e la alfa, cioè le società del partito, del PDS poi diventato DS, trasferimento di quote come ad esempio partecipazioni in altre società, ad esempio la Bingo One, oggetto di un atto del 25 maggio 2006. Ludotech è socia in almeno 2 Bingo One, quelli di Bologna e Reggio Emilia. Ma il gioco non finisce qui. Entra in ballo la PLF, anch'essa in stato di scioglimento e liquidazione, di cui la società del partito Alfa detiene una quota di 98.800 euro. Anche qui la proprietà è distribuita tra un grande numero di soci, in tutto 35, molti con quote di pochi euro, in prevalenza poi federazioni dell'allora PDS, tra le altre Genova con 2.600 euro, La Spezia 1.700, Alessandria 1.700. L'oggetto sociale di PLF è tra l'altro l'attività di concessionaria di pubblicità, agenzia di pubblicità, organizzazione fiere, mostre, meeting, editor. Ma ancora una volta, leggendo le partecipazioni, emerge il gioco ad incastro. La PLF detiene una consistente quota proprio della Ludotech, 250.000 euro, quella della società dedicata al settore giochi. In sostanza la filiera sembra completa. Le federazioni ex PDS sono proprietarie di quote della Alfa, che a sua volta è tra i proprietari di Ludotech, che è tra i soci del Bingo. Non solo, l'incastro può essere studiato anche dall'altro lato. La Alfa, di proprietà sostanzialmente del partito, è tra i proprietari di PLF, i cui soci sono soprattutto le federazioni del partito, che detiene una quota di Ludotech, cioè del Bingo. Chissà se gli iscritti e gli elettori del partito lo sapevano, concludevano Menduni e Sansa in questo vecchio articolo del 2007 sul secolo XIX, attraverso finanziarie e società, la gestione del gioco, il bingo che non sarà un grandissimo affare, faceva girare comunque i soldi, e l'apertura poi con la finanziaria anche alle slot machine.
per la quale devo ringraziare l'amico Fausto che mi ha fatto avere questa fantastica incisione del 1958, una riscrittura jazz della Carmen con un elenco impressionante di musicisti, oltre a Barney Kessel che è l'autore della trascrizione della Carmen, celeberrima opera in chiave jazz, una serie veramente impressionante di musicisti bellissima secondo me, e grazie a Fausto. Intanto parlando di spending review, come dicevamo, e di soldi pubblici, vi vorrei segnalare l'articolo a pagina 8 di Italia Oggi stamani, a firma di Domenico Cacopardo, su una questione della quale si è parlato molto poco, ovvero la possibilità di creare società partecipate dai vari livelli di governo, dallo Stato centrale in giù, per gestire in maniera più serena, per così dire, determinati appalti e quindi spesa pubblica. Con la storia della sentenza della Corte Costituzionale in materia di tagli al meccanismo di rivalutazione delle pensioni decisi dal discutibilissimo governo commissariale di Mario Monti, scrive oggi Cacopardo, emerge in tutta la sua scandalosa evidenza l'infrangibile rigidità del bilancio dello Stato. Non si era parlato di spending review? Non c'era stato un commissario, il cremonese Cottarelli, più longobardo che latino, che aveva scritto un ponderoso libro per indicare i tagli e i risparmi che si sarebbero potuti ottenere? Per esempio l'unificazione delle forze di polizia, che tante quante sono, prima che uno spreco, sono una ridicolaggine tutta italiana. Sul punto rimane incomprensibile, o troppo comprensibile, perché in Italia non sia stato costituito un forte, ben organizzato bureau incaricato di indagare sui reati di magistrati e poliziotti. Ma così va il bel paese e non possiamo che auspicare che il solito vento cambi le sue inveterate e borboniche abitudini. Ora Cottarelli è stato sostituito da 2 consulenti di Renzi, i professori Perotti e Gutgeld, e il loro dossier, se c'è, sembra sommerso da altre carte più urgenti. Di questi 2 baldi giovanotti va detto che, come altri consulenti del Premier, lavorano a titolo gratuito, il che rappresenta il massimo della opacità, scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi. Perché opacità? Perché si contraddicono il principio morale e costituzionale che il lavoro deve essere retribuito, e se non c'è retribuzione ufficiale, contrattuale, la retribuzione sarà cercata altrove, il principio logico che il lavoro deve essere riconosciuto, cioè deve essere disciplinato all'interno di una convenzione pubblicistica, ma anche il principio funzionale che il lavoro deve essere produttivo di effetti identificabili. Queste parole saranno giudicate delle fisime vintage di chi ha una formazione giuridica, ma sono elementi sostanziali che da soli delegittimano la presenza di 10 consulenti 10 negli uffici di Palazzo Chigi, consulenti incaricati di suggerire al Premier soluzioni sull'intero scibile amministrativo. Rimane comunque all'ordine del giorno il macigno chiamato spending review, il taglio della spesa pubblica in essenziale, il taglio delle spese. In una spesa complessiva di 830 miliardi di euro all'anno ci dovrebbe essere ampio spazio per risparmi non lineari, ma indirizzati alle innumerevoli fonti di spreco e di dissipazione. Per esempio, le migliaia, si dice 9.000, società pubbliche partecipate da Stato, regioni, comuni, quel che rimane delle province, in gran parte deficitarie, quasi tutte create in frode alla legge, perché non si toccano? Perché in frode alla legge, scrive Cacopardo? Perché con l'ultima riforma della legge comunale e provinciale è stata consentita la costituzione di società alle quali affidare l'attuazione di particolari compiti della pubblica amministrazione, le società in-house, frutto della riforma Bassanini, l'attuale presidente della Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di delegare a un soggetto esterno, ma di proprietà dell'amministrazione incaricata, l'esecuzione di funzioni proprie della stessa amministrazione. C'è da chiedersi come mai questa gabbola abbia avuto tanto successo. Si spiega facilmente. Punto primo, perché consente al sindaco, al presidente della regione o al ministro di associare nell'impresa un privato, possibilmente amico, attraverso una procedura aggiustabile. Secondo, perché autorizza il sindaco, il presidente, eccetera, ad affidare alla società così formata, per esempio, la realizzazione di un certo tipo di opere pubbliche.
E qui il ragionamento si fa più chiaro, poiché questo soggetto ha natura privatistica, può non applicare la normativa europea e nazionale sugli appalti e affidare all'amico di turno progettazione, esecuzione, direzione lavori e tutto quanto riguarda l'esecuzione dell'opera. Alcuni più raffinati incaricano la società in questione di trovare un general contractor e quindi frappongono fra se stessi e la prova del malaffare due sbarramenti. Certo si sa che la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato hanno escluso la natura privata di questo genere di attività e hanno disposto anche in questo caso, cioè anche nel caso in cui sia una società partecipata in house a gestire l'appalto, hanno imposto l'applicazione della normativa europea e nazionale. Ma nel comune di Oltre di Sotto non lo sanno, lo dimenticano, lo aggirano, continuando a fare ciò che da oltre un decennio fanno. E poi, se nessuno ricorre o denuncia, tutto fila liscio e tanta acqua arriva all'orto dell'amministratore. Insomma, se la va, la va. Accanto a questo capitolo c'è un'altra dissipazione da portare come esempio, scrive ancora Cacopardo, e riguarda le regioni e il finanziamento di migliaia di manifestazioni diffuse nel territorio, tutte con una buona, per chi richiede e divide, ragion d'essere, nessuna che giustifichi il porle a carico dei contribuenti. In Sicilia è stato finanziato il concerto dei ricchi e poveri, 650 abitanti nei Peloritani. Il paese si chiama Oltre di Sopra, e Oltre di Sotto, quindi il paese citato prima, è una parodia di questo esistente. In Sicilia dunque è stato finanziato il concerto dei ricchi e poveri a Oltre di Sopra, 650 abitanti, nei Monti Peloritani, e decine di carnevali senza storia, senza tradizioni e senza spettatori. In quest'ultimo caso per consentire ai comuni di distribuire soldi ai ragazzotti volonterosi che i carri carnascialeschi hanno costruito o comprato di seconda mano riciclandoli. Insomma, il magna magna allegramente continua, nonostante un'austerità dichiarata e conclamata. Se torniamo al governo Renzi e alla spending review, scrive ancora Cacopardo, viene spontanea una domanda: perché questa inerzia rispetto al fenomeno? Non si sa che esso andrebbe rimosso per migliorare i dati della contabilità nazionale e per introdurre un po' di moralità nel sistema degli appalti? C'è una sola ragionevole spiegazione del mistero. Finché sarà in carica questo Parlamento, espressione della vecchia Seconda Repubblica, se il governo attaccasse i centri di spesa parassitari, ben più forti politicamente delle categorie organizzate, in poche ore perderebbe l'appoggio della sua maggioranza, composta da gente che è legata indissolubilmente al sistema, ancorché l'opportunismo parlamentare l'abbia spinta a schierarsi con Renzi, che peraltro tutta questa gente la conosce bene. Solo con un nuovo Parlamento, tagliato il cordone ombelicale con i gruppi sociali che controllano il vecchio, Renzi e il suo governo, se vorranno restituire al Paese la voglia di correre, potranno incamminarsi sulla pericolosa ma vitale strada di una effettiva spending review, scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi stamani a pagina 8. Non facciamo in tempo adesso ad occuparci di molto altro, ma fra le letture interessanti vi segnalo anche l'articolo di Davide Vecchi a pagina 3 del Fatto Quotidiano, che riguarda proprio Firenze e il vecchio sindaco Renzi, ma anche l'attuale sindaco, il renzianissimo Nardella, il quale ha regalato un tesoro di Firenze a un amico di Dell'Utri. Il giardino Nidiaci è stato ceduto a un imprenditore che era quello che aveva venduto una casa alla stessa sorella dell'attuale sindaco Nardella. Sia Renzi che l'attuale sindaco avevano promesso di recuperare l'area di questi giardini, polmone di verde in centro a Firenze. Mantenerla è una priorità assoluta e se serve espropriamo, hanno detto prima Renzi e poi Nardella, l'attuale sindaco. Il risultato finale, quest'area, questo polmone verde, è stato messo nel proprio carniere, diciamo così, da un immobiliarista, Salvatore Leggiero. Al contrario, era stato ceduto al comune nel lontano 1920, questo giardino pubblico, dalla Croce Rossa americana, con il vincolo di destinarlo ad attività per l'infanzia. Per 90 anni questo accordo è stato rispettato,
Dopodiché, per mano di Leggero, l'imprenditore immobiliarista amico di Dell'Utri, aiutato dall'immobilismo del comune di Firenze, prima con la giunta Renzi e poi con quella Nardella, è arrivata la possibilità per l'immobiliarista di metterci le mani sopra. Chi è Leggero lo spiega poi Davide Vecchi a pagina 3 del Fatto Quotidiano. In sintesi, il sindaco Nardella regala un tesoro della città di Firenze all'amico di Dell'Utri, un giardino, un parco pubblico ceduto all'imprenditore che tra l'altro aveva venduto una casa alla sorella del sindaco. Con questo però noi ci salutiamo, torniamo alla musica, alla Carmen di Barney Castle e buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca.